It. Buonasera, ben trovati all'appuntamento con Focus TG. Ogni disastro ha i suoi simboli. L'acqua alta di Venezia, l'acqua grande, insomma i 187 centimetri che hanno riportato in primissimo piano mondiale l'attenzione sulla laguna di Venezia, come simbolo hanno l'edicola inghiottita dalla laguna. C'è voluta quasi un'intera giornata di lavoro per riportare in superficie la storica edicola delle Zattere, diventata il simbolo dell'Apocalisse di Venezia. Inghiottita dalle onde e adagiata sul fondo del canale della Giudecca, è stata prima individuata, poi recuperata dal nucleo subacqueo dei Vigili del Fuoco, accanto a Capitaneria di Porto e operatori comunali. Alle 8:30 il via alle operazioni. Sono 2 sommozzatori impegnati nella fase iniziale di imbragatura. Per consentirne il lavoro, l'area diventa off limits. Alle 10:30 il primo tentativo di tirarla fuori dall'acqua proprio di fronte alla chiesa dei Gesuati. Residenti, curiosi e lo stesso Walter Mutti, proprietario dell'edicola, sono trepidanti, ma qualcosa non va per il verso giusto. L'edicola viene così immersa nuovamente in acqua su di un fianco. L'obiettivo dei pompieri è quella di recuperarla senza provocare troppi danni. Ogni azione è calcolata e minuziosa. In ogni movimento c'è il rispetto per un'edicola diventata suo malgrado famosa. Parte una seconda fase di stabilizzazione, arriva anche un secondo vericello. All'una c'è una pausa tecnica per consentire agli operatori di riposarsi per qualche minuto. I sommozzatori entrano ancora in azione posizionando altri imbraghi. Alle 14:45 l'edicola viene estratta e non manca un applauso liberatorio. Tra gli stessi vigili del fuoco c'è soddisfazione, come conferma il comandante Alessandro Scarpa. Dopo gli eventi che ci sono stati è sicuramente anche per noi importante tirarla su intera e restituirla al proprietario. Proprietario che non ha mai perso di vista nemmeno per un secondo la sua edicola. È importante che la tirino su innanzitutto, poi valuteremo un po' con una perizia lo stato del manufatto, ecco. L'importante è che lo tirino su. Un momento di ripartenza non solo per Mutti, ma per l'intera città. Per tutta Venezia, che dobbiamo rialzarci, dobbiamo andare avanti. Venezia, come tante altre cose, è l'unico posto al mondo in cui può naufragare un'edicola, ma non c'è il sorriso naturalmente in questo, c'è grande preoccupazione, anche un po' di commozione e sentiamo le reazioni dei veneziani o di chi stava assistendo al recupero del manufatto. Nel 66 l'edicola è sparita, l'edicola era fissa, non ci hanno permesso di fissarla più. Di chi è la colpa? Delle autorità competenti di Venezia. Anzi, chiederò anche un incontro col sindaco. Giancarlo Mutti è il padre di Walter, l'edicolante delle Zattere. Per tutta la mattina è stato accanto al figlio che ha preso in mano l'attività. Quell'edicola l'ha gestita per una vita e che la situazione fosse precaria lo aveva già denunciato, visto che non gli è mai stato permesso di fissarla al suolo, ma ora è il momento della conta dei danni. Abbiamo un macello, basta. Manca il tetto, la pavimentazione non esiste più, pareti che baracolano qua e vediamo cosa verrà a costare. Ma accanto alla famiglia Mutti c'erano tanti veneziani che al recupero dell'edicola delle Zattere hanno attribuito un significato profondo. Per me è un simbolo del disastro, uno dei simboli del disastro che è successa quella serata. Io l'ho vissuta in prima persona e avevo paura, veramente avevo paura. Ci sono stati quei 20 minuti veramente coinvolgenti. Speriamo che non succeda più. Questa è una dimostrazione che insomma qualcosa si è mosso e stanno facendo qualcosa. E c'è anche chi mette in fila le criticità di una città unica quanto fragile. I problemi fondamentali sono 6, te li dico già, che li so tutti. Uno è il Mose, il secondo è l'acqua alta, il terzo il turismo ignorante, il quarto il moto ondoso, il quinto il ripopolamento della città e il sesto il moto ondoso. Questi sono i nostri problemi principali. Siamo sempre in attesa del Mose perché qua a Venezia in queste condizioni ritorna un'altra volta e siamo replica. Così è. Insomma, avete visto, non c'era
molta voglia di scherzare, né di festeggiare, non ce n'era veramente motivo, non c'era nulla di folcloristico in un'edicola recuperata dal mare, anzi era proprio il simbolo della città stessa ed era molto, molto sentito. Noi parliamo invece della riforma della prescrizione. Togliere la prescrizione, secondo gli avvocati, è un vero e proprio attentato. I processi non finiranno più anche per le vittime. Come va lì a Roma? Continua la nostra maratona oratoria, chissà che si cancelli questa riforma sciagurata. L'avvocato Federico Vianelli al telefono con i colleghi penalisti in piazza Cavour davanti alla Corte di Cassazione a Roma, mentre si alternano con la maratona oratoria. L'arte dell'eloquenza dalle aule dei tribunali si esibisce ora di fronte al palazzaccio contro la riforma della prescrizione e sui danni che la modifica potrà creare entrando in vigore dal prossimo gennaio. Avvocati sul piede di guerra che dal 2 dicembre ad oggi hanno inoltre deciso di astenersi anche dalle udienze in tribunale. Contrari alla riforma, sostengono, perché la prescrizione in Italia è uno strumento necessario proprio per difendere gli imputati dall'eccessiva lunghezza dei processi e delle indagini. La prescrizione, che è un istituto di civiltà che risale prima ancora del tempo dei Romani, assicura una certezza del diritto, una certezza dei tempi del processo. Una persona non può rimanere in balia dello Stato, della pretesa punitiva dello Stato per tutta la vita. Mette, salvo per i fatti più gravi naturalmente, mette uno stop. Senza questo stop non ci sarà più nessuna propulsione, nessuna spinta propulsiva, nessuno stimolo ad arrivare ad assicurare giustizia in tempi ragionevolmente brevi. L'obiezione più forte è che la prescrizione verrebbe annullata anche per gli imputati che venissero assolti in primo grado, mettendoli a rischio poi di attendere anni prima di un giudizio definitivo senza poter neanche contare sulla prescrizione. Per gli avvocati si rischia in questo modo un processo senza fine dove a rimetterci saranno non solo gli imputati ma anche le persone offese, i danneggiati, tutti i protagonisti del processo del quale si saprà forse l'inizio ma non la fine. Cambierà molto e in peggio. Il processo penale in sé rappresenta una pena e il cittadino che si trova sottoposto alle tenaglie del processo penale si troverà sottoposto a una pena sine die a questo punto, cioè senza termine. E quindi chi ha subito un torto, chi ha subito un danno, non avrà una pronuncia a suo favore. Chi ha subito chi chiede un risarcimento del danno non lo conseguirà effettivamente. Senza la prescrizione un innocente rischia di non essere mai assolto, quindi non c'è solo il colpevole che non rischia di essere mai condannato, ma anche un innocente che rischia di non essere mai assolto. Quindi questo è il grande dubbio che va messo in campo quando si parla di prescrizione. Ci fermiamo per una pausa. Quando uno subisce un furto in casa, spesso capita che non vada neanche più a denunciare se non ha assicurazioni. Non c'è molta fiducia che si possa recuperare il bottino, oppure si va comunque a fare la denuncia con ben poche speranze che si possa raggiungere qualche risultato. Oppure, ora c'è la terza via, si spara la foto del presunto ladro nei social e in quel caso le cose potrebbero anche cambiare. E hanno portato via tanto, perché io avevo tutto lì a portata di mano, perché mi sentivo anche sicura con l'allarme, l'ho sempre fatto e non mi sono mai preoccupata di nascondere qualcosa, avevo tutto a portata di mano e hanno portato via 30 anni di ricordi, di sacrifici. Il ladro ha agito indisturbato nonostante l'allarme, il bottino si aggira intorno a 60.000 euro. Quello che però non sapeva era di essere ripreso dalle telecamere di sorveglianza della villa e che la proprietaria, Sandra Giolo, ex consigliera comunale di Noventa Padovana, decidesse poi di pubblicare quelle immagini sui social network. Eccolo il ladro solitario in azione, è entrato dal cancello, ha forzato la porta e poi una volta dentro l'ha richiusa. Quando l'allarme della villa è iniziato a suonare, un vicino è andato a controllare, ma vedendo il portone chiuso non si è insospettito. A scoprire il furto è stato il marito dell'ex consigliera comunale. Il ladro ha rubato un Rolex, anelli, collane e bracciali di pregio. Ricordi di una vita, ha spiegato la Giolo, che poi scrivendo su Facebook dice: eccolo, il ladro è entrato in casa mia, tutti devono vederlo, chi lo riconoscesse avvisi i carabinieri.
10 minuti, non ci è voluto molto di più. 10 minuti perché tra l'altro mio cognato che abita lì vicino è riuscito anche a fare il giro della casa perimetrale per fuori, voleva vedere se c'era qualcosa di anomalo, se c'era una porta aperta, e invece era tutto chiuso e la rabbia è tanta rabbia. Tanta da mettere poi la loro foto, di far vedere alla gente chi sono. Esattamente, è stata una cosa che mi è venuta d'impulso, senza tanto pensarci, ho detto mettiamo il video, divulghiamo perché sta persona deve essere beccata da qualche parte e anche per dare una mano alle forze dell'ordine. Insomma, i social che intervengono nella difesa di quelle che sono le proprietà private contro i furti, e poi c'è il metodo tradizionale, quello che quando funziona meglio di tutti, ovvero quello delle indagini da parte delle forze dell'ordine, in questo caso dei carabinieri che hanno preso delle persone che dovrebbero essere responsabili di almeno 20 furti. Una moto, molti caschi e almeno 20 razzie nelle case e nei negozi di mezzo Veneto. Ma Douglas Gabrieli e Paolo Massaroni hanno messo a segno il loro ultimo colpo. È proprio questo il nome della brillante operazione condotta dai carabinieri di Bassano del Grappa e coordinata dal PM Alessandra Bloch della Procura di Vicenza, che ha permesso di arrestare i 2 italiani di origini sinti residenti nel Vicentino. È durata circa 3 mesi, anzi 4 mesi, dove sono stati due persone italiane ma di origini sinte, sono state riconosciute come autori e autrici di circa 20 colpi tra furti e rapine, furti in abitazione e in esercizi commerciali da agosto ad oggi. Massaroni e Gabrieli sono ritenuti responsabili di una ventina di incursioni nelle province di Vicenza, Treviso, Venezia e Padova, dove si spostavano con una motocicletta Honda di grossa cilindrata. Modus operandi consolidato, direi. Il Gabrieli rimaneva alla guida della motocicletta, mentre il Massaroni scendeva, colpiva e poi raggiungeva velocemente il compagno per poi darsela a gambe. I 2 arrivavano a fare anche 3 o 4 furti di fila, spostandosi rapidamente da un negozio a un'abitazione senza soluzione di continuità. Preferivano agire attorno a mezzogiorno e nel corso degli ultimi mesi hanno messo assieme un bottino considerevole. Eccoli in azione mentre forzano la porta di un'attività commerciale con poche e decise mosse. Alla fine sono stati incastrati dai filmati di sorveglianza di molte telecamere, da testimonianze e dalle attività investigative. La politica in questo momento si muove molto sulla scia delle sardine che si spostano da una piazza all'altra. La prossima è Vicenza. Sardine in scatola, Pardoni in piazza Matteotti a Vicenza nel primo fine settimana del vero shopping natalizio in città e con i negozianti non poco preoccupati per un centro storico che si preannuncia blindato. Deviata una linea di bus alla numero 10, sospesa la fermata in corso Palladio. Sardine in scatola come un orologio, tic-tac, il tempo scandisce la vita dell'ennesimo movimento che parte dal basso. In passato c'erano stati i girotondi e poi i 5 Stelle. Oggi sono loro a stringersi nella piazza come sardine, appunto, al grido di no al sovranismo, al populismo, ai toni aggressivi della politica e al clima divisivo. Anche se alla fine lo scendere in piazza è anche un po' schierarsi contro, di fatto dividendo, identificando un nemico, la Lega. Di solito le manifestazioni di piazza si fanno contro il governo, in questo caso si sentono di fare una manifestazione contro l'opposizione. Ora la Lega non è al governo, vorrei ricordarlo anche a tutte queste persone. Ovviamente c'è la libertà di associazione, c'è la libertà di manifestazione, ognuno può dire la sua. Sardine in piazza per scuotere la politica, compresa quella del centro-sinistra che sta a Bordonave con occhi da buon padre di famiglia e le guarda sciamare in attesa che il sussulto di politica civile faccia il suo corso. È un movimento che va semplicemente rispettato. I partiti stiano 3 passi indietro, perché ogni volta che si riempiono le piazze e magari ci sono anche tanti giovani, sono un elemento positivo, no? Sono un elemento di speranza. Il vice sindaco di Padova, Arturo Lorenzoni, ha vinto un'altra battaglia per la seconda linea del tram contro i talebani dell'anti-tram a Padova, appunto. Il
TAR dà ragione al comune di Padova e sblocca l'iter per la realizzazione della nuova linea del tram. La scorsa estate 2 società del consorzio Mantegna, che aveva realizzato la prima linea, avevano fatto ricorso al Tribunale amministrativo per l'assegnazione diretta del progetto senza gara. Nelle scorse ore invece il TAR si è pronunciato con una sentenza che non vincola Palazzo Moroni nella scelta del consorzio Mantegna. Il Tribunale amministrativo regionale ha dato ragione pienamente ad APS e al Comune di Padova per aver proceduto nella maniera più trasparente e più corretta, senza avvalersi di quella facoltà che era stata prevista nel 2001 di poter assegnare direttamente senza gara al Consorzio Mantegna la realizzazione anche delle linee successive alla SIR 1. Il comune dunque potrà procedere regolarmente con la gara senza dover per forza scegliere il pool di imprese che avevano realizzato la prima linea e che dicevano di avere un'esclusiva con l'azienda LOR che produce i mezzi in uso a Padova. Noi a 18 anni di distanza abbiamo ritenuto di non avvalerci di quella facoltà e di procedere nella maniera più trasparente e più corretta con un bando di gara che è stato fatto nell'arco di quest'anno e su cui sta lavorando in questo momento Italfer, che ha vinto il bando di gara. Questa conferma del Tribunale regionale che la procedura seguita dal Comune è stata corretta per noi è un passaggio importante. Il cronoprogramma per la nuova linea quindi rientra nei binari, per utilizzare una metafora che ben si addice al tram. Entro un paio di mesi dovrebbe essere pronto il progetto definitivo che sarà messo a bando ed entro il 2020 verrà assegnata la realizzazione lavori, assicura il vice sindaco Lorenzoni. Non è certo tutto rosa e fiori per quanto riguarda l'occupazione, ne parliamo dopo la pausa. Nell'Alta Padovana un'azienda lascia a casa un terzo dei dipendenti con una procedura di licenziamento e scatta naturalmente la tensione. Fermo ai cancelli della Maus, gli operai in sciopero da 2 settimane a sorvegliare che da lì questo camion non passi. Dovrebbe imballare un macchinario da spedire negli Stati Uniti, spiegano, ma il loro futuro è a rischio e quindi niente entra, niente esce. È palpabile la tensione all'interno del piazzale dell'azienda meccanica di Campodarsego, specializzata nella produzione di grandi macchine utensili. 2 anni fa il concordato, da allora un susseguirsi di professionisti a guidare l'azienda. Da 2 mesi l'amministratore delegato Roberto Clamar è sua la firma sulla richiesta di mobilità per 14 persone. Mi lascia dire una roba? Scusi, perché no la cassa integrazione? Gli amministratori delegati degli ultimi 2 anni hanno distrutto l'azienda e oggi l'amministratore delegato chiede il conto ai lavoratori presentando una lettera di licenziamento, una procedura di licenziamento collettivo. I numeri parlano chiaro. Ma questo non vuol dire che non si può seguirla in una certa maniera e noi intendiamo che non si può lasciare per la strada 14 persone. Ma perché non avete fatto un piano diverso invece di fare 15 licenziamenti? Discutevate. Perché non avete parlato con il sindacato? Diciamo ragazzi, abbiamo questi problemi qua. Io ho chiesto di parlare apertamente delle cose. Mi è stato chiesto che mi è stato detto che non si parla finché non ritiro la procedura di mobilità. Io non ritiro la procedura di mobilità, è la mia scelta e la difendo. Sul piazzale dell'azienda arrivano anche il sindaco Mirko Patrona, accompagnato da 2 assessori del comune di Campodarsego. Una trattativa che in questo momento non vede alcuno spiraglio, tutto rimandato all'appuntamento di lunedì a Venezia, a una manciata di giorni da quello che si profila un Natale amaro. Speriamo quindi in qualche spiraglio per questa azienda, insomma per le famiglie di questi lavoratori. Intanto noi torniamo a parlare del Monumento Nazionale ai Ragazzi del 99 a Bassano, una loro città d'elezione, e del degrado che periodicamente emerge attorno a questo importante monumento che dovrebbe essere un fiore all'occhiello della città. Non c'è solo la profonda crepa nelle lastre di bronzo del Monumento Nazionale ai Ragazzi del 99 della città di Bassano a ricordare che forse la struttura testimonianza meriterebbe maggiore attenzione dalle amministrazioni comunali che si succedono. Guardate come era stata trattata quella che viene considerata ufficialmente area sacra nel servizio del 2017. Ma purtroppo bisogna dire che anche nel 2019 le cose non sono cambiate.
Ed ecco, a 2 anni di distanza, come l'area sacra viene tenuta in considerazione con il suo cartello. È lo stesso, Comune di Bassano del Grappa, c'è scritto, quindi questo è l'ente responsabile, e in 2 anni e mezzo non si è riusciti a fare nulla. Speriamo tra 2 anni e mezzo di poterlo vedere al suo posto. Il sindaco Elena Pavan si è fatta eleggere con lo slogan "Si cambia", però dopo 7 mesi dall'elezione su questo non si è cambiato, e non si tratta di piccole cose, ma di attenzione ai caduti. Disattenzione che avevamo già potuto notare con la corona di alloro rimossa a tempi di record dal Tempio Ossario. In tutta questa vicenda al Monumento Ragazzi del 99 una cosa positiva c'è: la corona posta il 4 novembre in onore dei caduti, a differenza del Tempio Ossario, è rimasta verde e non è stata rimossa. Quindi rimangono verdi le corone anche a settimana di distanza. Va bene, grazie per averci seguito e una buona serata.